Una nuova puntata del Notes di Antenna 3, ben ritrovati. Diamo uno sguardo insieme dunque agli appuntamenti in scaletta per oggi. Vi segnalo in apertura la possibilità di fare una nuova esperienza nella scenografica atmosfera del Castello di Zumelle a Mel in provincia di Belluno. Il 9, il 10 e l'11 novembre c'è Alchimia Escape Room. Che cos'è? Si tratta di un gioco in sostanza. Nelle segrete del castello l'alchimista ha nascosto il più prezioso dei suoi segreti. È difeso da potenti incantesimi, trappole ed enigmi che i partecipanti dovranno risolvere. Per saperne di più www.castellodizumelle.it. Proseguo poi segnalandovi che da venerdì 8 a domenica 10 novembre si svolge la 12ª edizione di Fratta Carbonara con la rievocazione storica e il banchetto carbonaro a Fratta Polesine in provincia di Rovigo. Convegni, visite guidate e la festa di San Martino con figuranti in costume d'epoca per celebrare com'era il luogo sotto la dominazione austriaca del 1818. Nel 2008 fu eletto Obama alla presidenza degli Stati Uniti. Incarnò perfettamente il sogno americano e nella sua vittoria l'opinione pubblica internazionale individuò un segnale importante di cambiamento nella prospettiva di una società aperta alle istanze delle fasce sociali più deboli. Nell'ottobre 2009 venne poi premiato con il Nobel per la pace. L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Winston Churchill. La curiosità del territorio di oggi ci porta a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, un comune di antichissima origine ricco di spunti storici e culturali. Il comune è noto soprattutto per la splendida Villa Badoer, opera di Andrea Palladio e patrimonio dell'UNESCO. La data di costruzione non è certa, ma nel 1557 doveva esistere già il corpo padronale, che è sede del Museo Archeologico Nazionale e conserva molti reperti rinvenuti nelle vicinanze dell'area archeologica. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci!